Futsal People, buonasera da Enrico Coggiola e benvenuti al Pala Maggiore di Leini, L84 Torino Feldi Eboli, 30ª giornata di Serie A. Tutto pronto quindi, fischio che arriva adesso, via si parte, andiamo, buon divertimento con L84 Feldi Eboli, con la Feldi che manovra il primo possesso della partita. Caruso riceve in angolo su di lui Lucas Siqueira, Venanzio. Contemporanea dei campioni d'Italia, la Feldi si prenderebbe la vetta della regular season. Occhio però Coco in vetta alla classifica, occhio però la bomba da parte di Caponigro, boato del palazzetto per la prima parata di Peppe De Rienzo e pallone in out. Cambio lato, Coco 1 contro 1, palla centrale per Siqueira, controlla e spara in verticale da Caruso, attaccato ancora una volta forte da Lucas Siqueira, si gira bene Caruso fino in fondo, Caruso, bella parata di De Rienzo, poi Venanzio, si oppone Coco, se Lucio dentro, centra longo, Siqueira rischia, poi calcia Ugherani, De Rienzo con un miracolo in spaccata a negare la gioia del gol al numero 8 della Feldi, errore di Lucas Siqueira, risponde l'altro numero 8, Dias. Passa su Selusio, poi bella palla per Murilo Schiocchè. Prova ad andare lungo De Rienzo verso Pedro Mendes, che ci arriva di testa ma non trova lo specchio della porta. Ugherani. Prova ad andare dentro Ugherani, cercando il taglio bellissimo. Venanzio in verticale da Barra. Barra imbucata per Ezzi, ancora De Rienzo, bravissimo in uscita. Esulta. Palla centrale e deviazione vincente, sfortunatissima per l'L84, la Feldi Eboli è avanti al Pala Maggiore di Leini a 8:20 dalla fine del primo tempo, deviazione sfortunatissima di Coco Wellington e 0-1. Fortini, sfida Salas, sgasa Fortini, se ne va, calcia Fortini col sinistro trovando solamente l'esterno della rete. Dias, centrale Siqueira, chiude 1-2 con Dias che ha una prateria. Dias, Mateus Dias, primo gol in Serie A per pareggiare la partita, 6:51 dalla fine del primo tempo. Fa tutto benissimo il classe 2007 e soprattutto fa 1-1 Mateus Dias. Boato per l'uscita di Dias, palla centrale, colpo di testa di Salas, si scuote e come la Feldi Eboli che rimette subito il naso davanti, 2-1 Salas. Scava il pallone per la corsa di Mendes e ricomparire per Giuliano Fortini. Murilo scava la sfera per Fortini, lanciato Fortini, ottimo intervento in scivolata in extremis per Gabriele Ugherani, poi 5 bello con Giuliano Fortini. Pallone centrale, Barra riceve in area, scambio con Ugherani, pallone lungo, De Rienzo non benissimo, con il piede allunga direttamente in out. Coco Zico, Murilo alto sopra la traversa, l'aveva preparata molto bene l'L84. Venanzio in verticale, Coco la trova, poi deve trovare una soluzione rapida. Coco Wellington sgasa, va giù Coco, c'è fallo e punizione per l'L84 con la sirena che è suonata sugli sgoccioli del primo tempo. Siqueira va in porta, non trovandone però lo specchio dell'84. Ora Osico, isolamento con Barra, sgasa Osico che vorrebbe il fondo, palla dentro, c'è Di Stanio, poi Coco forte col sinistro, spacca la porta e soprattutto fa 2-2 al Pala Maggiore di Leini, Coco Wellington. Doppio controllo, Barra forse con una mano ma si gioca. Ugherani, Barra, forte con la punta, direttamente out. Era stato forse Ugherani in precedenza a toccare con la schiena, poi la conclusione di Barra. Poi sfera in verticale per Coco.
che vuole andare da Fortini, doppio rimpallo, Coco, ancora Coco, Fortini, la palla è lì per Coco, traversa e poi Di Stagno se la trova tra le mani. Lui primo gol in stagione contro Manfredonia, palla centrale ancora per Caponigro che mette nuovamente avanti la Feldi Eboli, ancora gol su calcio d'angolo per le Volpi di Antonelli e 3-2 Vincenzo Caponigro. Sgasa Osico intanto su Salas nella sfida tra numeri 10, cambio lato perfetto per Murillo, puntata di sinistro paratissima di Di Stagno. Osico vince il duello, Siqueira prova a mettersi in ritmo, trova solo Dias che calcia con il destro. Osico rischia, il pallone diventa buono per Barra che non calcia, scarico Venanzio, centra Caponigro davanti a sé, poi Salas spinge la transizione, prova a calciare, cede Rienzo e poi Osico senza fronzoli direttamente in out, puntuale Giuseppe De Rienzo sul destro del Ciolo Salas. Poi prova a sgasare su Lorenzo Ezzi che gli porta via bene il pallone e Spindola lascia lì Ezzi, De Rienzo, altro miracolo in uscita. Vola al cambio Pedro Mendes, gioca la Feldi con la conclusione del gol di Lorenzo Ezzi che da 0 metri non può sbagliare e fissa il punteggio sul 4-2 per la Feldi Eboli a 6:40 dalla fine della partita. Lorenzo Ezzi. Coco si gira in buca per Osico, Osico risponde subito l'84 che torna a distanza -1 col gol di Osico a 5:57 dalla fine della partita, 4-3. Siqueira, Coco di prima, bene per la conclusione sul secondo palo, super intervento ancora una volta, spazio per Siqueira, Osico con campo, calcio Osico, che parata di Di Stagno a inchiodare la Feldi Eboli sul 4-3, la toccata Giuliano Fortini, trovare uno scarico, Seluso gliela porta via e poi va giù, Siqueira il pallone è in campo, Fortini centra Di Stagno, bravissimo in uscita, 7 secondi alla fine, gioca l'84 con Osico che sbaglia l'appoggio, Selusio calcia verso la porta vuota dell'84 e mette la parola fine sulla partita Giancarlo Selusio, 5-3 ad un secondo dalla fine. Si riparte con Murillo che scodella il pallone, suona la sirena, la Feldi Eboli batte per 5-3 l'84 Torino al Pala Maggiore di Leini. Intanto però la Meta Catania ha riacciuffato il pari a Napoli, c'è da aspettare per la Feldi nel tentativo di capire se sarà primato in regular season. L'84 invece al momento è al 7° posto in campionato. Intanto però dal Pala Maggiore è tutto per l'84 Torino Feldi Eboli, un saluto ed una buona serata da Enrico Coggiola.